Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Confermata la condanna a 30 anni di carcere per il boss Alessio Attanasio, colpevole dell'omicidio di Giuseppe Romano avvenuto a Siracusa il 17 marzo 2001. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Catania, ribadendo la sentenza emessa in primo grado. Ladri in azione a Palermo, dove questa volta sono stati presi di mira gli ospedali, in particolare il civico e il policlinico, dove sono stati portati via dei cavi di rame. Il furto ha portato anche ad un blackout. Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere per il 48enne accusato di aver sfregiato usando l'acido delle batterie di auto l'ex moglie. Lo ha deciso il GIP del Tribunale d'Agrigento. Ora il calcio, possibile ultima chiamata per Eugenio Corini e il suo Palermo, che domani sfiderà al Tardini il Parma. Gli ultimi risultati mettono a rischio il tecnico, che in caso di mancata vittoria potrebbe essere esonerato. E chiudiamo con il meteo. Sole e nuvole si alterneranno domani in Sicilia. In mattinata probabili piogge nel Trapanese, nel pomeriggio invece i rovesci si sposteranno nel Messinese. Le precipitazioni comunque non saranno di forte intensità, temperature stabili. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.